è stato uno degli elementi attraverso i quali siamo partiti sull'indagine ed è stato proprio quello di accertare questo singolare modus operandi che vedeva questi 3 responsabili accedere nel pomeriggio antecedente la notte del furto e applicare in maniera molto molto veloce una pellicola trasparente al sistema volumetrico dell'arme. Questo consentiva loro di evitare di essere notati e soprattutto impediva ai gestori degli esercizi di notare effettivamente questo stratagemma. La notte poi i soggetti si presentavano presso l'esercizio in queste sale da gioco, forzavano o le inferriate o la porta d'accesso, accedevano e a colpi di piccone danneggiavano tutte le slot machine presenti all'interno, asportandone poi il relativo contenuto. Erano stabilmente dimoranti e residenti a Milano e si spostavano in territorio veneto e in questo caso padovano in particolare al fine di commettere questi furti. Quindi oltre ai furti alle sale da gioco gli è stato contestato anche un tentato furto in abitazione